vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Passa alla modalità carburante in Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Quest'oggi vedremo un po' di affrontare la seconda sfida del nostro grande campionato. Ci ritroviamo appunto a Sepang, pronti per il Gran Premio appunto della Malesia. Vedremo un po' quello che riusciremo a combinare. Sicuramente è importantissimo fare punti le prime gare per ovviamente non iniziare a rincorrere al termine del campionato, però cercheremo di dare appunto del nostro meglio. A breve vi farò vedere appunto la mia prestazione in qualifica, soprattutto le specifiche tecniche del nostro assetto e sicuramente qualche mia opinione a riguardo del circuito, che sicuramente è un circuito molto tecnico e uno dei più difficili all'interno dell'intera stagione di Formula 1. Però prima di effettuare il tutto vedremo di lanciarci direttamente all'interno della nostra sezione delle informazioni per capire come affrontare la pista e soprattutto qualche consiglio in più dal nostro ingegnere di gara. 14 giri ragazzi, 5,54 km a giro. Malesia. Avvicinandoti all'ultima curva prendi la larga con un'ampia manovra e poi sfrutta al massimo la lunghezza del rettilineo aumentando la velocità. Usa il KERS in avvicinamento alla linea del traguardo con i box disposti sulla destra. Ora guarda a sinistra e vedi il cartello dei 100 metri. Frena in linea retta e avvicina la vettura al punto di corda della curva. Dai 290 km/h scala in seconda e raggiungi gli 80 km/h per affrontare la seconda curva. Mantieni il controllo in uscita e poi accelera sfruttando il KERS per superare la curva 3 e per iniziare la salita verso la curva numero 4. Ora guarda a sinistra alla ricerca del segnale dei 100 metri. Ritarda un po' la frenata e non salire troppo sul cordolo in uscita o comprometterai seriamente l'equilibrio della vettura. Tra la quarta e la quinta curva mantiene una velocità minima di circa 250 km/h. Poi sinistra e destra e anche qui fai attenzione al cordolo in uscita. Settima curva, scala di 2 marce e lanciati verso il doppio punto di corda della settima e ottava curva. Lancia la vettura verso destra per sfruttare al massimo l'entrata della nona curva, un tornante in salita verso sinistra. In uscita raddrizza bene la vettura e stai attento a non perdere il controllo del retrotreno mentre ti avvicini alla decima curva. In vista dell'11ª allargati più che puoi, è una curva inclinata che può farti perdere il controllo del retrotreno. Ora accelera nella 12ª curva e muovi la vettura verso destra in direzione di quella che probabilmente è la curva più impegnativa dell'intera stagione di Formula 1, la 14ª. Qui il tuo obiettivo principale è il punto di corda all'interno, non mancarlo. Ora riprendi fiato prima dell'ultima curva. Spostati a destra e a sinistra vedrai il cartello che ti indica la frenata. Cerca di non bloccare le ruote anche se il rischio è alto perché anche quest'ultima curva è inclinata in uscita. Evita il cordolo il più possibile e preparati ad affrontare il rettilineo conclusivo per terminare il giro di sopra. Fantastico! Come avete ben potuto vedere il nostro circuito di Sepang è uno dei più difficili presenti all'interno del campionato di Formula 1. Abbiamo avuto l'opportunità di sbloccare un componente tecnico inerente all'impianto frenante che adesso ovviamente vi farò vedere, quindi non c'è nient'altro da dire, lanciamoci direttamente in questa splendida gara ragazzi. Bene, eccoci arrivati. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare finalmente all'interno della nostra monoposto. Pronto per questa gara. I ragazzi hanno bisogno di più tempo. Dovrebbe essere disponibile tra 2 gare. Ah, perfetto, come vi dicevo siamo riusciti a sbloccare un particolare componente tecnico per la nostra autovettura, in precisione vediamo un po' una sorta di aumento dell'efficienza dei freni, quindi un impianto dei freni migliore, però i nostri meccanici non sono riusciti a assicurarlo per questa gara perché purtroppo il componente si è rotto e quindi probabilmente nelle prossime 2 gare avremo la possibilità di utilizzarlo. Va bene, un particolare miglioramento che sicuramente ci aiuterà nelle prossime gare, però adesso lanciamoci immediatamente nella descrizione del nostro assetto. Allora, un assetto abbastanza versatile, come avete ben potuto vedere l'avversario più grande all'interno del circuito della Malesia è il tempo, ovviamente l'umidità che è presente all'interno di questo circuito fa usurare in maniera concreta i pneumatici e sicuramente può creare particolari problemi al motore. Comunque è un circuito molto irregolare dove il nostro assetto ne risente davvero molto perché potete vedere che si ritrova su una superficie davvero inclinata in diverse parti del circuito dove è molto semplice perdere aderenza. Quindi ho impostato la lettona anteriore davvero molto
molto basso, ovviamente anche quello posteriore, per affrontare i 3 grandi rettilinei e sicuramente le curve veloci a una velocità più alta, per bilanciare il tutto con un sovrasterzo molto elevato, spostando il bilanciamento della frenata molto sul posteriore. Infatti ragazzi vi consiglio, in questo circuito ho davvero provato molto nelle prove libere, se potete utilizzate i freni come dire, impostati sul posteriore. Ovviamente all'interno del circuito vi è una particolare sezione che adesso vi farò vedere in gara, perché la frenata sul posteriore aumenta le possibilità di ottenere aderenza in queste curve. Per quanto riguarda la pressione, utilizzo quest'oggi una pressione ovviamente elevata per evitare quindi di combinare pasticci dopo grandi accelerate. Per quanto riguarda il bilanciamento mi sono basato molto sulla reattività a scapito dell'aderenza in curva. L'aderenza in curva la metteremo noi con la nostra abilità, mentre le sospensioni sono state rialzate un pochettino, perché dopo gli eventuali scossoni provocati dalle irregolarità del circuito abbiamo bisogno di non perdere troppa stabilità. Però ovviamente le molle delle nostre sospensioni sono abbastanza rigide per ottenere sempre una grande trazione e una grande reattività. Mentre per quanto riguarda il cambio l'ho impostato in maniera abbastanza normale, non troviamo né marce troppo lunghe né marce troppo corte. Il nostro motore riesce a erogare la sua massima potenza, che è del circa 94%. Sicuramente in Cina cambieremo la testata del motore per non usurare troppo questa prima testata, e sicuramente questa è una cosa che mi piace tantissimo in Formula 1 2013. I motori si usurano molto regolarmente, e non solo dobbiamo tener conto dei pneumatici, che sono ovviamente la cosa principale, ma anche dell'usura del nostro motore, che ovviamente è una cosa molto realistica. Allora sono riuscita a ritornare nuovamente nella Q3, però stavolta ho studiato molto bene la strategia da utilizzare in qualifica. Partiremo dal 10° posto, mentre Pastor Maldonado partirà dalla 15ª posizione. Primo ritroviamo Vettel, seguito da Nico Rosberg, l'attuale primo giocatore nella nostra classifica, seguita dalla Ferrari di Fernando Alonso. Allora, nelle qualifiche ho utilizzato dei pneumatici morbidi. Nella prima sezione delle qualifiche ho impostato dei pneumatici duri, i quali mi hanno permesso di arrivare alla seconda sezione delle qualifiche, dove utilizzavo dei pneumatici morbidi. Quindi quest'oggi partiremo con dei pneumatici morbidi al 100% dell'integrità, quindi non li ho sfruttati completamente, mi sono accontentato del 10° giro per fare meglio in gara. Allora abbiamo 14 giri disponibili, io mi fermerei ragazzi al 6° giro, visto che i pneumatici hanno il massimo dell'integrità. Potrei impostare anche il 5° giro, però io direi il 6° giro può andare abbastanza bene, magari vedremo. Per quanto riguarda la strategia carburante, per adesso sceglieremo una strategia carburante prudente, visto che con il carburante ancora non ci siamo regolati, mentre il nostro caro Pastor Maldonado si ritrova questa volta nuovamente sotto, non è riuscito a ottenere il massimo nelle ultime 2 gare, mentre noi ci siamo riusciti. Bene, allora per quanto riguarda questa gara possiamo lanciarci immediatamente all'interno della nostra postazione di partenza. Spero di farcela ragazzi con i pneumatici, spero che reggano 6 giri, e quindi vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Avanti, lanciamoci immediatamente nel nostro campo di battaglia all'interno della nostra postazione di partenza. Come potete ben vedere ci ritroviamo finalmente sulla nostra monoposto qui in Malesia. 5 semafori accesi ed ecco che inizia il nostro Gran Premio della Malesia. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza. Sutil, attenzione, Paul di Resta cerca di ottenere vantaggio, vediamo se possiamo ottenere qualcosa di meglio. Il nostro pilota, il nostro Raikkonen, riesce a ottenere un grande sorpasso nei riguardi addirittura del pilota della Sauber. Vediamo se possiamo fare qualcosa adesso in questa prima sezione, vediamo se possiamo intrufolarci un po' in mezzo ai rottami. Mamma mia, attenzione, Fernando Alonso ricopre la seconda posizione, vediamo se possiamo passare in mezzo ai due e riusciamo a ricoprire. Attenzione, gomma contro Vettel, addirittura alziamo la mano destra per aver ottenuto un piccolo contatto nei riguardi del nostro pneumatico anteriore destro. Grande sorpasso della Williams, non riusciamo neanche a crederci, abbiamo conquistato la prima posizione in questa splendida gara in Malesia. Vediamo se possiamo continuare su questa fascia. Attenzione, riusciamo addirittura a ottenere un grande distacco nei riguardi dei piloti dietro di noi. Grande partenza della Williams, il pilota olandese riesce addirittura a ottenere la prima posizione partendo dalle ultime file. Vediamo di continuare, adesso un attimino che affrontiamo queste ultime curve, vediamo di capire più o meno che abbiamo di dietro. Attenzione, ecco Fernando Alonso con la sua Ferrari continua dietro di noi, tenta di acciuffarci la nostra prima posizione direttamente in questa prima fase. Attenzione anche Raikkonen, terza posizione con la sua Lotus. Infatti l'avevo visto ragazzi, all'inizio ha effettuato, come dire, una grande partenza, davvero una grande prestazione. Noi abbiamo fatto slittare un po' i pneumatici posteriori, però Raikkonen davvero è riuscito a ottenere un grande rapporto peso-potenza che gli ha fatto ottenere questa terza posizione. Intanto si continua ancora all'interno del terzo settore, la curva più impegnativa del tracciato. Vediamo come l'affronta quest'oggi la casa inglese, vediamo un po', grande prestazione. Allora riserviamo adesso un po' di carburante, perfetto, abbiamo ancora la miscela 2 elevata, soprattutto nel momento in
cui dovremmo utilizzare la nostra miscela al massimo per evitare quindi contatti con il nostro Fernando Alonso nel momento in cui verrà utilizzato il DRS da parte di tutti i piloti. Ancora si continua, primo giro ragazzi, perfetto, le grandi, attenzione che qualcuno entra ai box, vediamo un po', è stato Alonso, probabilmente qualche ragazzone ha effettuato un piccolo contatto con un'altra autovettura e quindi si ritrova ad entrare ai box in questo primo giro. Purtroppo succede, mi ricordo quando è accaduto appunto a Michael Schumacher qualche gara fa, l'anno scorso, nel momento in cui è dovuto entrare soprattutto nei primi giri, davvero una cosa bruttissima, però sicuramente c'è sempre tempo per recuperare. E ancora si continua, il serpentone si evolve, la bandiera inglese cerca di porre un comando all'interno di questo fantastico serpente che quest'oggi assume i caratteri della bandiera inglese per questi primi due giri. Intanto Fernando Alonso circa 4 decimi di secondo annusa il nostro posteriore, gli piacciono i nostri gas di scarico, vediamo di tenerlo sempre dietro. Intanto anche Nico Rosberg riesce a fare la meglio, un grande campione Nico Rosberg, la prima gara a Melbourne è riuscito a vincerla con grande successo e sicuramente qui in Malesia cercherà di porre il suo accento. Intanto Fernando Alonso, lo spagnolo, detto un sorpasso all'esterno sempre in questa sezione di accesso al terzo settore. Nelle nostre gomme dobbiamo ragazzi riservarcele, purtroppo ho impostato il sesto giro per la sosta, avrei dovuto impostare il quinto giro, però potrei anche andare prima ai nostri box, adesso vedremo, me la penserò, perché se vedo che le nostre gomme si usurano entro il quinto giro chiamo i nostri meccanici con la nostra cara rice trasmittente, gli dico che appunto entrerei un attimino prima. Ecco la curva più complicata del tracciato, ci fa effettuare una piccola sbavatura, però riusciamo a ottenere sempre la meglio, cerchiamo di tenerci lontano. Allora, come vi ho detto, se per caso notassi i nostri pneumatici troppo usurati nei prossimi giri entreremo prima ai box. Allora intanto Fernando Alonso ancora dietro di noi tenta il sorpasso, la Williams molto attenta, mamma mia, vediamo se possiamo portare a casa qualche punto. Intanto ancora, eccolo là, lo spagnolo davvero molto lontano da noi, non sto utilizzando ragazzi la miscela elevata, ricordatelo, DRS abilitato. Ecco il ferrarista molto vicino a noi, si fa sempre più grande negli specchietti, vediamo di arrivare immediatamente alla nostra curva, ancora di salvezza questa prima curva. Attenzione, ancora la Williams, si nota già la perdita di un po' di aderenza, però Nico Rosberg riesce a effettuare il giro migliore in pista, si perde un po' di aderenza in questa prima fase, però con il KERS si riesce a ripartire con un bel calcio nel sedere. E ancora si continua con Fernando Alonso che ricopre la seconda posizione, davvero la Ferrari quest'oggi felice della sua prestazione. Intanto si migliora di circa un decimo di secondo per quanto riguarda il giro precedente, però si va come dei treni, sempre pneumatici sott'occhio ragazzi, date un'occhiata, vediamo un po' quello che si riesce a combinare. Dai che mai sono stato primo in questa prima gara, avanti, abbiamo ancora un bel po' di KERS. Adesso ragazzi iniziano i problemi, perché sicuramente Fernando Alonso creerà delle ostilità nel momento in cui arriverà la postazione, la sezione adatta al DRS. Intanto la scuderia ci aveva impostato, come dire, un ottavo posto per come dire, effettuare il nostro obiettivo di campionato, però il primo posto può andare anche abbastanza bene, possiamo combatterla, però siamo riusciti a ottenere il miglior tempo per quanto riguarda ogni giocatore all'interno di questa gara nel secondo settore, quindi il giro più veloce all'interno del secondo settore è il nostro ragazzi. Vediamo adesso quello che riusciamo a fare nel terzo, ma non me l'aspettavo questa Williams così combattiva quest'oggi proprio qui in Malesia dopo quel risultato in Australia. E ancora si continua, adesso la sezione è molto più complicata, Fernando Alonso avrà la possibilità di ottenere il sorpasso, miscela elevata, ecco ovviamente come si poteva ben sperare effettua il sorpasso, però adesso noi cercheremo di attaccarlo, vediamo se possiamo fare qualcosa, lo chiudiamo, vediamo di non perdere troppa aderenza e si continua ad andare in avanti. Adesso il DRS è nostro, vediamo se possiamo ottenere il sorpasso, si prende la scia nei riguardi della Ferrari e si riesce a ottenere un grande sorpasso. Nuovamente miscela normale, la lotta tra i due, lo spagnolo e l'inglese, Spagna contro Inghilterra quest'oggi. Più in basso in classifica, continua così. Grazie amico mio, appena arriviamo a casa tappiamo lo spumante. Intanto si continua con un bel po' di KERS ragazzi, entreremo al quinto giro il box, attenzione perché le gomme sono molto usurate, quindi devo entrare al quinto giro, non posso restare con questi pneumatici. Intanto si recupera circa un decimo come al solito, ma una grande prestazione della Williams quest'oggi. Il KERS ce lo riserviamo tutto per la sezione nel momento in cui Fernando Alonso potrà utilizzare il DRS. Affrontiamo un po' male questa curva, però ci riprendiamo davvero in maniera concreta. Pneumatico anteriore sinistro molto usurato per via delle pesanti frenate e le pesanti accelerazioni, si perde adesso un bel po' di aderenza, potete vedere che già perdo stabilità perché i pneumatici si ritrovano al 50% della loro integrità e quindi l'aderenza è sicuramente ridotta. Adesso si continua ad andare in avanti con questa Williams, speriamo non piova quest'oggi, altrimenti ecco si perdono 6 decimi di secondo dopo aver effettuato. La vettura che ti segue è a circa un secondo di distanza.
Perfetto, anche Fernando Alonso ha sbagliato e si ritrova a circa un secondo. Vediamo se possiamo mantenerlo a questa distanza per evitare l'utilizzo dell'ala mobile posteriore. Vediamo un po' curva più complicata del tracciato. Attenzione, attenzione, vediamo quello che si riesce a combinare. Ecco che si utilizza immediatamente il KERS. Eccolo dietro di noi Fernando Alonso, vediamo se possiamo distanziarlo. Utilizza l'ala mobile posteriore, tenterà un sorpasso all'esterno. Maledizione, ci sorpassa anche Vettel probabilmente. Vediamo un po' se possiamo intrufolarci, un po' costretti all'esterno. Si chiude molto bene, puliti. Attenzione, non si fanno slittare neanche i pneumatici, si conserva con i denti la prima posizione, però adesso ragazzi entreremo ai box. Scusate per non aver calcolato bene il consumo dei pneumatici, però entreremo adesso ai box perché sicuramente non voglio finire con 3 gomme disponibili, perché sicuramente potremmo andare anche a gettare la prima gomma se continuassimo sempre in queste posizioni, in queste condizioni. Però già potete notare come inizio a perdere il vantaggio che avevo ottenuto, perché già Vettel addirittura riesce a ottenere il vantaggio su Fernando Alonso e lo ritroviamo già molto vicino, perché le nostre gomme non rendono più e sicuramente potrebbero creare problemi anche nei prossimi giri. Quindi adesso ragazzi ci fermiamo, probabilmente sbaglierò l'entrata ai box perché non ricordo precisamente dove sono, quindi cercate di come dire, incrociare le dita per la fase ovviamente di accesso ai box. Intanto si riesce a ottenere un'ottima prestazione anche all'interno di questo secondo settore. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci all'interno dell'ultimo settore. Andiamo questa volta tornante a 8, offerto nella maniera migliore da questa Williams, e ancora lo spagnolo dietro di noi non vuole lasciar perdere la sua postazione. Maledizione, mi sono messo un attimo a sistemare le cuffie superiori e ci siamo un attimo andati a finire fuori pista. Abbiamo perso un secondo dalla nostra ultima prestazione. Vediamo se possiamo essere ancora competitivi. Dobbiamo entrare adesso ai box ragazzi, cambio di programma. Ancora la Ferrari, cerca di gestirli oppure rientra ai box. ecco amico mio, pneumatici usurati come avevamo appunto calcolato. Meno male che si sono usurati appunto adesso e sicuramente possiamo fare qualcosa per evitare il problema. Intanto KERS a tutta manetta, vediamo se possiamo fare qualcosa di meglio. Utilizziamo la nostra ala mobile, però siamo molto lontani dal nostro Vettel, che sicuramente sarà impossibilitato a effettuare il sorpasso su di noi. Dove sono i box adesso? Maledizione, dove sono? Oddio, dove sono i box? Eccoli, eccoli, oh mio Dio, andiamo. Maledizione, vediamo se possiamo entrare. Scusate ragazzi, un po' di rally, però non ricordavo dove fossero. Ce l'abbiamo fatta, siamo entrati al quinto giro e poi cambiamo immediatamente i nostri pneumatici, mettiamo pneumatici duri. Come va il carburante? Ancora miscela normale. Scusate ragazzi, ma io siccome ogni volta quando vado a cambiare i pneumatici anche in prove libere, in qualifiche, non mi... Attenzione, che abbiamo fatto? Abbiamo scoppiato! Attenzione, forse abbiamo scoppiato una gomma nel momento in cui siamo entrati alla pit lane. Questo è del fumo, mamma mia. Vediamo di continuare, sesto giro su 14. Bene. Vediamo di continuare. Della pit lane c'è traffico, fai attenzione. Sì, amico mio, tranquillo. Vediamo se possiamo andare con calma. Come vi dicevo, io mi ritrovo, quando faccio appunto le qualifiche, le prove libere, non è che rientro ai box tramite ovviamente l'accesso normale, però mi ritrovo a utilizzare come al solito il rientro automatico. Ecco appunto perché non riesco a capire dove sono i box ogni volta e facciamo un po' di Colin McDirty e appunto un po' di rally. Attenzione, vediamo se possiamo superare il nostro Van der Garde, che si ritrova davanti a noi a circa un secondo dalla nostra posizione. Vediamo se possiamo fare qualcosa in questo ultimo settore. Avanti, vediamo un po'. Attenzione, adesso con le gomme dure si ragiona. Potete vedere che si ritrovano al massimo della loro integrità e sicuramente non avremo problemi per i prossimi giri. Quindi vediamo di recuperare la nostra prima posizione. Ragazzi, speriamo un podio, sarebbe fantastico qui in Malesia. Vediamo se possiamo scendere immediatamente in pista al secondo settore. Probabilmente Van der Garde crea qualche problema. Maledizione, con questa vecchia carrozzetta che è appunto di dietro. Vediamo se possiamo superarlo. Di 5 posizioni. Mamma mia, vediamo se possiamo andare in avanti. Questa Williams quest'oggi con il cuore vuole proprio ottenere la prima posizione. Vediamo se possiamo arrivare immediatamente al nostro... Nei due settori sei più veloce della vettura davanti a te. Effettua il sorpasso. Grazie amico mio, vediamo se possiamo procedere. Utilizziamo la nostra miscela elevata e in seguito non la utilizzeremo più ragazzi, perché sicuramente dobbiamo stare attenti al nostro carburante. Quindi miscela elevata per questo giro e basta. Attenzione, vediamo se possiamo riprendere la nostra postazione. Avanti. A tutta manetta, non abbiamo perso neanche aderenze. Si va come dei treni, probabilmente stanno cambiando le gomme adesso i nostri cari avversari. Vediamo se possiamo uscire prima di loro. Un bel po' di KERS, eccoli che escono. Maledizione, sono usciti. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Avanti.
ragazzi, a che posto siamo? Vediamo un po' di notarlo immediatamente, diamo un'occhiata, a che posto ci ritroviamo, maledizione. Quello è Fernando Alonso, quello probabilmente è Vettel, vediamo un po', probabilmente nono posto, perché ovviamente devono entrare anche gli altri, vediamo di ottenere vantaggio, probabilmente non siamo riusciti a ottenere la prima posizione, però ragazzi sfruttiamo ancora la miscela elevata per questo giro, attenzione, vediamo se possiamo recuperare. La temperatura del motore è ideale. Grazie amico mio, un po' di concentrazione, vediamo se possiamo riprendere il nostro pilota tedesco e vediamo un po' di riuscire a ottenere il massimo in questo secondo settore, vediamo se possiamo andare in avanti, forza, vediamo un po', anche lui avrà montato delle gomme dure, però purtroppo noi abbiamo perso circa 2 secondi quando abbiamo appunto sporcato il tutto nelle nostre all'interno del pit stop. Intanto Van der Garde non si è fermato, guardate un po' del mucchietto di piloti che abbiamo qua davanti, forse è un'occasione per appunto ottenere il rallentamento di Vettel e di Fernando Alonso, però dobbiamo stare molto attenti. Giro migliore nuovamente. Cerca di recuperare terreno sul pilota che ti precede, al momento il distacco è di 2 secondi. Vettel effettua un piccolo errore, va fuori pista e come potete ben vedere la CPU è soggetta anche a particolari errori. L'unico leone che rimane da domare è Fernando Alonso, che si ritrova davvero molto vicino a noi. Come va il carburante? Ancora più un giro, attenzione che Vettel potrà utilizzare l'ala mobile posteriore, speriamo che Fernando Alonso non è entrato ai box, però ovviamente credo di sì. Attenzione, ancora si continua ad andare in avanti, probabilmente dei piloti adesso cercheranno di fermarsi a questo giro, forse vedo una macchina rossa, forse la Ferrari, no, niente, la Toro Rosso probabilmente ha effettuato un piccolo pit stop adesso ed ecco che si ritorna nuovamente in pista. Attenzione, vediamo se possiamo fare qualcosa. Mamma mia, Grosjean probabilmente davanti a noi, vediamo se possiamo ottenere la meglio sul nostro pilota francese. Terza posizione, voglio la seconda posizione ragazzi, vediamo se possiamo continuare in avanti, abbiamo ancora un bel po' di KERS disponibile, però ancora Vettel è un osso duro da controllare, probabilmente dobbiamo stare attenti con la nostra miscela elevata, dobbiamo recuperare il nostro Grosjean, il pilota francese, che sicuramente non ci lascerà la nostra seconda posizione facilmente. Vediamo se possiamo continuare. Allora tengo sempre un occhio sul carburante, quindi più un giro, cerchiamo quindi di sfruttarlo al massimo, è un rischio ragazzi, però dobbiamo riuscire a fare qualcosa, non possiamo far finire la gara qui, voglio la seconda posizione. Fernando Alonso ormai è irrecuperabile perché sta andando davvero come un treno in avanti, però magari qualcosa di più la possiamo fare. Andiamo, questa volta il secondo settore non effettuato nella maniera migliore, anzi per adesso mettiamo un po' di miscela normale. Sono davvero molto ansioso per quanto riguarda questo dato, però la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Questo ovviamente è un bene, sicuramente Vettel non tenterà un particolare sorpasso nei nostri riguardi e vediamo un po', si sporcano un attimo i pneumatici posteriori, comunque si cerca ancora di andare in avanti su Grosjean che si ritrova a circa 2 secondi da noi. Ecco, carburante ottimale ragazzi, niente più miscela elevata, mi dispiace però non voglio rimanere a secco. Intanto Vettel probabilmente tenta un sorpasso, probabilmente potrà utilizzare l'ala mobile posteriore, vediamo quello che riesce a fare ed ecco il sorpasso del tedesco nei nostri riguardi, il pubblico batte le mani, attenzione anche Mark Webber, mamma mia il contatto delle due, attenzione delle due Red Bull, vediamo se possiamo fare qualcosa, otteniamo addirittura un grande sorpasso all'interno nei riguardi di Vettel che è rimasto come dire basito dalla nostra grande prestazione. Anche Felipe Massa, probabilmente le due Ferrari tentano il sorpasso, eccolo Fernando Alonso, miglior giro, il grande pilota della Ferrari. Intanto vediamo un po' quello che si riesce a fare in questo ultimo giro. Mamma mia ragazzi, ancora siamo riusciti a recuperare il nostro carburante, vediamo di continuare, attenzione si ripete la nuova prestazione ragazzi, il terzo posto dobbiamo conquistare, ormai per la seconda posizione non abbiamo né le possibilità di carburante né le possibilità di gomme, quindi non voglio sforzare ancora la nostra autovettura, siamo stati dei grandi, davvero abbiamo tenuto la prima postazione per qualche giro e sicuramente una grande posizione, una terza posizione che ci fa onore, quindi vediamo di continuare ancora in Malesia, vediamo di andare in avanti questo secondo settore, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare, eccoci qui, benissimo, ok, purtroppo ho speso il nostro KERS in questa zona, non lo dovevo fare, dovevo utilizzarlo esclusivamente per il prossimo sorpasso di Felipe Massa nei nostri riguardi, che è davvero attaccato come una cozza alle nostre chiappe, vediamo se possiamo fare, eccolo addirittura il ferrarista tenta il sorpasso nei riguardi della Williams in questa prima fase del secondo settore, circa 6 giri alla fine, vediamo se possiamo, 5 giri alla fine ragazzi, vediamo se possiamo. Alle tue spalle di un solo secondo, fai attenzione. Maledizione, meno male che siamo riusciti a portare il vantaggio sul nostro pilota appunto brasiliano di un secondo, vediamo se possiamo fare qualcosa in questa ultima fase, attenzione, meno male siamo riusciti a ottenere una grande trazione, però Felipe Massa sicuramente tenterà il sorpasso all'esterno, eccolo Felipe Massa con la sua Ferrari riesce a ottenere la terza posizione, vediamo se possiamo combinare qualcosa, magari otteniamo un sorpasso all'interno, mamma mia la Williams davvero molto come dire perspicace e soprattutto
molto ambiziosa in queste fasi del circuito. Il nostro ingegnere ci effettua, come dire, grandi complimenti, ma ancora Felipe Massa tramite l'utilizzo del DRS dalla mobile posteriore tenta il sorpasso, gomma contro gomma, non voglio chiuderlo, ecco che mi spinge, maledizione, mi sono sentito toccare all'esterno, maledizione, vediamo di poter fare qualcosa di meglio. Benissimo, si utilizza ancora un bel po' di KERS, cerchiamo di risparmiarlo. Grande gara, forse una delle mie gare migliori, una delle più emozionanti. A questa difficoltà, ragazzi, è ovviamente esperto, è fantastico giocare, c'è sempre tensione, c'è sempre ovviamente ambizione e soprattutto c'è sempre anche combattimento. È più bello che giocare in queste condizioni piuttosto che ritrovarsi la strada vuota senza avere nessuno alle calcagne e soprattutto senza nessuno da inseguire. Potete vedere che così è davvero molto più intrigante e molto più bello, i risultati si vedono e soprattutto anche il divertimento si vede, così davvero è proprio una situazione perfetta. Ancora si continua nei riguardi di Felipe Massa che tenta un probabile sorpasso, pneumatici usurati, maledizione, vediamo quello che possiamo fare, però dovevo cambiarli esclusivamente al quinto giro. Voi avete visto appunto come si ritrovavano e li ho utilizzati proprio al 100% dell'integrità. Un solo secondo di ritardo, un secondo. Bene, un secondo di distacco, vediamo di tenerlo ancora a bada. E quindi, ragazzi, abbiamo cambiato i pneumatici partenti appunto dal 100%, l'abbiamo cambiati al quinto giro e sicuramente questa è la prestazione migliore che posso fare. Però, come ben sapete, nel circuito della Malesia l'umidità riduce ancora l'integrità dei pneumatici. Ancora Felipe Massa tenta il sorpasso all'esterno, maledizione, vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante in questa prima fase. Ancora nuovamente in curva, ecco, così ragazzi si usano i pneumatici e usurano i pneumatici, come potete ben vedere con queste brusche frenate per recuperare il vantaggio su Felipe Massa, che adesso è finito alla quinta posizione per colpa di Mark Webber. I pneumatici continuano a usurarsi e a piangere appunto per queste grandi frenate dopo enormi accelerate. Ma ancora l'ambizione di Mark Webber nei riguardi appunto della nostra posizione, tenta appunto di ottenere un sorpasso nei riguardi della Williams, che tenta ancora di andare a testa alta a circa 3 giri dalla fine, con i pneumatici che piangono sangue e che buttano lava appunto dagli scarichi, che buttano lava appunto dal retro, però si continua ad andare avanti. Attenzione, oddio, mamma mia, questa volta prestazione fantastica. Però ragazzi, come vi ho detto appunto, i pneumatici li dovevo cambiare per forza al quinto giro. Sicuramente nelle opzioni di guida dicono che i nostri pneumatici morbidi possono resistere 7 giri, però con il cambiamento climatico, soprattutto con l'intensità di questo asfalto e dell'umidità presente in Malesia, è normale che i nostri pneumatici si usurano molto prima, anche quelli duri, e quindi quelle condizioni ovviamente riguardano particolari situazioni standard di circuiti tranquilli, non come quello della Malesia che mette a dura prova l'impianto di raffreddamento dell'autovettura. Però in questo giro, grazie a questa riflessione che ho fatto, ho perso 6 decimi di secondo. Vabbè, abbiamo pagato 6 decimi per un'ottima analisi meteorologa. Vediamo di continuare. Ancora abbiamo la nostra gomma anteriore sinistra abbastanza usurata, ancora Mark Webber, pilota australiano, vede quello che può fare adesso in questa sezione. Mamma mia, vediamo un po' se possiamo essere competitivi. Attenzione, si perde un attimo di aderenza, vediamo se possiamo, oh, forse siamo abbastanza lontani. Mamma mia, che grande curva effettuata dalla Williams. Perez riesce a ottenere la meglio su Mark Webber, che non riesce a utilizzare la mobile posteriore. Questo giro un po' più tranquilli, ragazzi, vediamo di andare sempre con calma in questa prima sezione. Mamma mia, se volete ragazzi utilizzare questo assetto state attenti, perché è un assetto che cioè io mi sono trovato bene a usarlo, ma perché ho provato qualche 3 ore in prove libere, e perché davvero so come accelerare, come dosare l'acceleratore, come dosare la frenata, altrimenti finirei fuori pista ogni attimo. Comunque cercate di utilizzarlo e di provarlo. E comunque ragazzi, poi come dire, cercherò di caricare al più presto gameplay di Formula 1 2013, però effettuare un gameplay di Formula 1 2013 ha davvero un grande impegno dietro, perché prima di studiare un assetto, prima di studiare il circuito e di affrontarlo nella maniera migliore occorrono davvero parecchi giorni. Comunque state tranquilli che nei giorni di intermezzo, all'interno dei quali ovviamente non ci sarà Formula 1 2013, ci saranno sempre altri game, come per esempio Rome Total War. Adesso vedremo un po' di continuare anche GTA 5. Sono riuscito a portare avanti la campagna in single player, ecco perché appunto non ho fatto in questi giorni GTA 5, perché in GTA 5 se non sblocchi particolari attività che si ottengono solo con la trama principale non puoi ovviamente effettuare quelle attività secondarie. Quindi tranquilli che nei giorni in cui io mi eserciterò appunto sui prossimi Gran Premi arriveranno dei gameplay di intermezzo, come per esempio Rome Total War, o addirittura come vi ho detto GTA 5. Adesso alla fine di ottobre, credo il 31 ottobre, uscirà Battlefield 4, l'ho già acquistato, quindi arriveranno dei gameplay su Battlefield 4 ragazzi, quindi state tranquilli per tutti coloro che mi fanno queste domande. Ma soprattutto inizierò una bella campagna su Assassin's Creed 4 Black Flag, sicuramente cercherò di portarla a termine, ovviamente tutta la campagna. Attenzione, ancora si continua ad andare avanti. Raikkonen, quarta posizione, vede probabilmente di effettuare un sorpasso nei nostri riguardi, ed ecco
il pilota della Lotus, maledizione, vediamo se possiamo fare qualcosa, sempre la nostra grande frenata, freni d'acciaio ci chiamavano, vediamo di poter continuare, si perde, oh mio Dio l'aderenza, guardate i pneumatici come spruzzano sangue appunto dagli occhi, ancora Raikkonen nei nostri riguardi, abbiamo un bel po' di KERS, vediamo se possiamo utilizzarlo adesso, non ti lascio passare maledetto, vediamo di sfruttarlo, maledizione, vediamo se possiamo intrufolarci, andiamo. Benissimo, attenzione, abbiamo sprecato però tutto il KERS ragazzi, abbiamo i pneumatici che come vi ho detto lanciano lava da tutte le parti, abbiamo il vulcano di Mordor sotto le chiappe, quindi attenzione, un giro, abbiamo ancora carburante in più per effettuare una bella stirata, però voglio stare tranquillo per non sfruttare molti pneumatici. Come vi ho detto effettuerò gameplay su Assassin's Creed Black Flag proprio perché mi interessa l'atmosfera di questo Assassin's Creed, ovvero l'atmosfera piratesca, io che sono ovviamente un appassionato di quest'epoca, dei bucanieri, dei pirati, è proprio il gioco che potrebbe far per me, quindi fatemi sapere le vostre opinioni anche a riguardo di questo titolo che ho intenzione di sviluppare nel corso di questi mesi ovviamente invernali e autunnali. Fatemi sapere quindi la vostra opinione, sicuramente questa è una risposta per tutti coloro che mi hanno domandato se farò questo titolo e sicuramente questo titolo verrà ad alimentare il mio divertimento nei prossimi mesi, però cerchiamo di stare calmi e di stare un pochino più tranquilli, concentrati nella gara. Torniamo su un argomento quindi più specifico che generale. Attenzione che Vettel si ritrova a circa un secondo e sicuramente eccolo, però sicuramente tenterà un sorpasso, ancora carburante ottimale, cerchiamo di stare attenti in questa ultima fase perché sicuramente il pilota tedesco si è riuscito a distaccare un po' dal gruppetto di piloti che appunto avevamo di dietro, però abbiamo le gomme davvero molto usurate, adesso tenterà un sorpasso, ci sorpassa ragazzi adesso Vettel, vediamo se possiamo condurlo ragazzi all'esterno, mi metto un pochino a sinistra per farlo passare dalla parte destra, eccolo che arriva ovviamente con eccolo qua, con il suo DRS, maledizione, vediamo se possiamo fare qualcosa, oh mio Dio, raga, oh, attenzione, il contatto tra i due, oh mio Dio, attenzione, DRS attivato nei riguardi di Vettel e purtroppo ha effettuato il sorpasso, le nostre gomme non ci hanno permesso di andare avanti, però oh, attenzione che la Williams forse ha tentato di fare qualcosa, l'ultimo sforzo, vediamo cosa si riesce a fare, l'ultimo sforzo, ce l'abbiamo fatta, terzo posto, non vogliamo perdere la nostra posizione, con i denti combattiamo, carburante ottimale, siamo a secco ragazzi, un giro da continuare da portare avanti, camminiamo ad aria, non abbiamo più carburante, camminiamo con la forza del nostro cuore, forza che riusciamo a conquistare questo terzo posto, avanti, voglio una bella medaglia d'argento sulla nostra cara cameretta di casa, ancora Vettel dietro di noi, che sudore ragazzi, che nervosismo con questo dannato pilota tedesco che tenta appunto il sorpasso, vediamo di stare tranquilli, attenzione, mamma mia, rimangono 7 curve, affrontiamole all'interno una di fronte all'altra, ancora il pilota della Red Bull tenterà un sorpasso nei riguardi della Williams, oppure no, oppure la Williams finirà out prima di questo giro perché le gomme non ce lo permetteranno, molto usurate, non voglio sbucare ragazzi, attenzione, mamma mia che gara, vediamo di continuare, attenzione, si perde ancora aderenza, però io dico, perdo aderenza io, ma gli altri non la perdono, maledizione, dopo aver effettuato tutti questi dannati giri, ok, ancora si continua ad andare avanti, probabilmente Raikkonen, mamma mia, grande sorpasso del pilota della Lotus, mamma mia, Fernando Alonso vince la gara, però attenzione, tutto si gioca in questa ultima gara, in questa ultima curva. Attenzione, maledizione, Raikkonen riesce a ottenere la terza posizione ragazzi, purtroppo non si riesce a ottenere la meglio perché ho effettuato la curva troppo larga e addirittura Vettel riesce a ottenere il quarto posto, siamo come dire circondati, vediamo, oh mamma mia, vediamo se possiamo passare all'interno, quarto posto, vediamo se possiamo fare qualcosa, quinta posizione probabilmente alla fine, ci hanno superato, le nostre gomme non reggono più, 1 contro 1, dai che ce la facciamo, maledizione, a che posto siamo finiti? Proprio alla fine, vediamo quello che settima posizione, vabbè, siamo riusciti a ottenere nonostante tutto una grande prestazione, peccato all'ultimo giro, come dire, me lo aspettavo, le gomme non reggevano più, però una gara davvero magnifica. 6 punti, ben fatto. Grazie amico mio, potevamo fare davvero molto di più, però ragazzi all'interno di come avete ben potuto vedere che gli avversari avevano davvero molto più tenacia di noi stessi, abbiamo tentato di raggiungere la terza posizione, ce la siamo cavata, abbiamo tenuto quindi questo terzo posto per tutta la gara, purtroppo alla fine come dire i nostri pneumatici non avevano più nulla su cui girare, altrimenti solo le parti in ferro, però una settima posizione può essere anche come dire soddisfacente, abbiamo ottenuto 6 punti e sicuramente ci troviamo sempre al quinto posto nel campionato
campionato piloti. Perfetto, ci ritroviamo allo stesso punto di Jenson Button e questo va bene, ancora il campionato è apertissimo, viste le nostre prestazioni sicuramente nelle prossime gare potremo far di più, un po' di delusione ce l'ho perché ovviamente dopo aver tenuto secondo, terzo, primo posto per tutta la gara e poi alla fine per colpa dei pneumatici rimanere bloccato, sicuramente anche perché l'ultima curva, la più difficile, l'ho affrontata un pochino a larghe, quindi mi hanno superato in maniera concreta, però era davvero impossibile affrontarla nella maniera migliore avendo avuto quindi pneumatici in quelle condizioni. Comunque 20 punti in meno dal primo, ancora siamo completamente aperti per quanto riguarda il nostro campionato, siamo a circa 9 punti dal nostro Fernando Alonso e quindi sicuramente possiamo cavarcela molto bene nelle prossime gare. Ancora abbiamo iniziato adesso, ci ritroviamo al quinto posto, quindi abbiamo ottenuto prestazioni fantastiche e sicuramente i nostri cari ragazzoni sono felici di noi. Siamo stati molto vicini al podio ragazzi, però come avete potuto vedere io avevo l'acceleratore al massimo, proprio il tasto del joystick l'ho spremuto così tanto che l'ho quasi distrutto, però ovviamente la potenza del motore non riusciva a essere concreta nell'asfalto perché le gomme erano molto usurate. Mi dispiace però di non aver ottenuto il terzo posto, ce l'ho messa tutta ragazzi, anche in qualifica in questo Gran Premio davvero gettato tantissime energie proprio per ottenere il meglio. Ovviamente Pastor Maldonado ormai è rimasto un ricordo antico, primo posto per Fernando Alonso, grande amico mio. Gli abbiamo dato del filo da torcere nelle prime sezioni, comunque grande prestazione della Williams in Cina, cercheremo di fare ancora meglio. 16 punti importanti, come avete ben potuto... scusate, maledizione, ecco le classifiche. Allora, nel campionato costruttori, vediamo un po', siamo al sesto posto, il primo ha 51 punti, nei prossimi giorni ci rifaremo sicuramente, perché ragazzi un podio quest'anno lo otterremo, più di uno, perché è davvero una Williams quest'anno fantastica. Devo ancora capire come giostrare meglio i pneumatici, perché sicuramente non solo importa l'usura in qualifica ma anche l'usura in gara, perché vi ricordate tutte quelle frenate che gettavo appunto per non farmi superare da Mark Webber, da Vettel? Ovviamente quelle andavano a consumare i pneumatici e prima o poi non si ritrovavano più nella condizione tale da farci ottenere quei tempi del giro che avevamo ottenuto appunto nelle prime sezioni. Soprattutto questa gara è stata una gara molto combattuta. Fatemi sapere la vostra opinione ragazzi all'interno di questo Gran Premio per quanto riguarda il mio assetto, la mia posizione in qualifica, la mia prestazione all'interno della gara, cosa appunto avete pensato nel momento in cui ci hanno sorpassato tutti e quindi se vi aspettavate appunto una vittoria, quindi un terzo posto, quindi fatemi sapere un po' le vostre opinioni. Intanto a Shanghai ci sarà abbastanza sole, quindi ancora problemi con i pneumatici perché sicuramente ci sarà un po' di caldo. Intanto i responsabili della scuderia ti fanno sapere, vediamo sì, perfetto, nuovi metodi per conquistare prestazioni fantastiche, devi assolutamente battere Pastor Maldonado per ottenere il primo posto. Bene, ti contatto dal problema del degradamento dei pneumatici, i tecnici ci hanno misurato e sono soddisfatti dei risultati. Bene, sembra che tu stia utilizzando un assetto abbastanza bilanciato e sicuramente stiamo ottenendo grandi prestazioni. Bene, come vi ho detto fatemi sapere quello che ne pensate di questo Gran Premio. Come vi ho detto appunto ho cercato di tenere fino al massimo la terza posizione, però come dire, io dico che se fossi riuscito a fermarmi al sesto giro i pneumatici duri avrebbero avuto un altro giro in più per restare integri e sicuramente avrei ottenuto la terza posizione, però non lo so, probabilmente con i pneumatici morbidi avrei avuto la stessa situazione dell'ultimo giro al sesto giro, non so se avete ben capito. Comunque una gara davvero fantastica, sicuramente in Cina cercheremo di ottenere il podio che è davvero molto vicino alle nostre aspettative, siamo davvero molto competitivi in questo campionato e davvero rimangono 17 gare, quindi davvero tanti punti, possiamo addirittura vincere il nostro campionato. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questo gameplay tramite un voto o un commento. Ci becchiamo tra qualche giorno in Cina per una nuova prestazione, una nuova fantastica gara. Ciao a tutti!